Corriere del Veneto, martedì 25 marzo 2025. I generi tra Shiva e asterischi. Avrà il futuro che le spetta, irrilevanza e oblio, e potrebbe aprire nuovi scenari in linea con il futuro che invece spetta a noi. Il primo effetto della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 21 marzo 2025 con oggetto chiarimento circa l'uso del simbolo grafico dell'asterisco e dello Shiva nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni scolastiche è stato generare una reazione emotiva, a volte con marcate sfumature ideologiche. Da una parte c'è chi sostiene l'attivismo del linguaggio inclusivo e ne promuove l'impiego, perché non è un capriccio, ma uno strumento per far sentire tutte e tutti visibili e rispettati. E quindi vietare asterischi e Shiva nelle comunicazioni scolastiche non c'entra con la chiarezza linguistica, ma ha il solo significato politico di negare l'esistenza di chi non si riconosce nel binarismo di genere. Dall'altra parte, c'è chi non crede al politicamente corretto a tutti i costi e ha accolto la nota ministeriale come un addio alle boldrinate, rimarcando che la lingua italiana viene prima dell'ideologia woke e del mantra gender che pretende di violare le desinenze di genere nel nome del pensiero LGBT. Ci sono poi le persone che come me si affidano all'Accademia della Crusca, quella che studia, tutela e promuove la lingua italiana. Sono persone convinte che il lavoro di questa istituzione sia ispirato all'equilibrio e al senso della storia. E poi ci sono le persone che, come me, hanno visto la lingua italiana in una prospettiva di genere promosso dalla Crusca a marzo 2022 e hanno avuto conferma che affidarsi all'Accademia della Crusca è una buona cosa. A dire il vero, anche il dipartimento che ha emanato la nota ministeriale, bandendo asterisco Shiva, ha motivato la sua decisione salendo sulle spalle degli autorevoli pareri dati dalla Crusca, non solo sull'uso di asterisco Shiva, un parere del 24 settembre 2021, ma anche sulla parità di genere negli atti giudiziari, un altro parere del 9 marzo 2023, e ancora sul cosiddetto femminile sovraesteso, cioè sull'uso del genere femminile per indicare anche tutti gli altri generi. Un terzo parere del 10 maggio 2024. Tutto bene allora? No, direi di no, perché la Crusca è stata citata in modo un po' strumentale. C'è un altro parere del 3 settembre 2024 del titolo Ancora sull'uso del genere femminile nei testi giuridico-amministrativi. In questo parere, fin dalle prime righe, si riconosce che il personale che opera nella burocrazia delle istituzioni pubbliche, a tutti i livelli, è richiesto di scrivere in modo chiaro e sintetico, secondo regole per le quali è necessario un addestramento attento e continuo, che ne renda naturale e automatico il rispetto. Nello stesso parere, la Crusca poi aggiunge che un analogo addestramento costante serve per un uso della lingua non sessista, cioè non discriminante in base al sesso e rispettoso dell'identità di genere. Il futuro che ci spetta è fatto di istituzioni che si adoperano per favorire processi di cambiamento organizzativo con azioni che aprono nuovi scenari, supportano e agevolano l'adozione dei nuovi comportamenti attesi, invece di ricorrere ai divieti. Ci sono varie modalità per farlo, ma ce n'è una che spicca sulle altre per lungimiranza, equilibrio e impatto. È quella dell'Università di Padova, che nel 2017 ha elaborato un documento dal titolo Generi e linguaggi, linee guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale attento alle differenze di genere. È un documento che non procede per divieti e sanzioni come la nota ministeriale, ma per percorsi ad esempi, che aiuta a comprendere le resistenze al cambiamento e individuare le strategie per superarle, che supporta nelle scelte linguistiche che danno visibilità a entrambi i generi oppure che permettono di non specificare il genere. Nella filiera scolastica del nostro paese lavorano centinaia di migliaia di persone, tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Queste persone hanno sulle spalle la responsabilità di educare e di formare i nostri figli e le nostre figlie. E queste persone si meritano di essere addestrate all'uso di parole ispirate a diversità, equità e inclusione. Meglio la doppia fatica di disimparare il maschile sovraesteso e imparare a usare il linguaggio di genere, piuttosto che eseguire ordini che ci riportano tutti e tutte al passato.